L'uomo, 58 anni, operaio disoccupato, sabato ha confessato le sue responsabilità ai carabinieri prima e al PM Rizzo poi. Stefano Pellegrini è finito quindi ai domiciliari con controllo con braccialetto elettronico a Solesino, a casa della madre. In quel luogo dal quale per 10 giorni si era sempre proclamato innocente e dal quale aveva tentato un disperato depistaggio delle indagini. Nel frattempo aveva anche posto in essere una condotta, diciamo, volta un po' a sviare le indagini sul suo conto, aveva anche riferito del rinvenimento di alcuni scritti, uno sulla sua autovettura, l'altro sulla cassetta delle lettere della sua abitazione che facevano riferimento a responsabilità di terzi. Contro la ex moglie, la sera del 16 febbraio avrebbe usato dell'acido muriatico da lui comperato. La donna ha una prognosi di 2 mesi per delle abrasioni all'occhio. Pellegrini è perciò indagato per tentate lesioni personali permanenti al viso e solo per questo reato rischia dagli 8 ai 14 anni di carcere. È accusato anche di stalking e dello scippo dello smartphone della ex moglie. Quella sera glielo aveva strappato di mano e fatto sparire. Ha fatto anche ritrovare lo smartphone che era stato sottratto alla vittima durante le fasi dell'aggressione ed è stato poi su sua indicazione rinvenuto in un fossato poco distante dal luogo dell'aggressione. Tutto ciò perché a Natale la ex moglie gli aveva detto di avere una nuova relazione affettiva. Dalle indagini è emerso che nel 2019 la vittima aveva presentato 2 distinte denunce per percosse e minacce, mentre a gennaio le si era incendiata la macchina. Questo è un evento al momento sul quale non commentiamo.